Allora, lei è stato chiamato come teste, ha l'obbligo di dire la verità, per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Consapevole della responsabilità morale e politica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a. Benissimo, si accomodi, prego. Lei è il signor Massimo Samarati. Sì. Parlando al microfono, quindi si avvicini, risponde alle domande che le faranno le parti, cominciando dal pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Signor Samarati, lei è stato già sentito in un altro processo, ma questo Tribunale non conosce le sue dichiarazioni, quindi faccia conto di dover iniziare da capo, bene? Io lo dico, se no lei mi dice l'ho già detto, invece no, va ridetto. Sicuramente in base anche a quello che mi ricordo, perché ormai il tempo Questo è passato. Ovviamente sì, questo è un altro caso. Allora, andiamo subito a bomba al cuore del problema. Lei conosce o ha conosciuto Elma Rug Karima detta Ruby? Certo. Sì. Per Ruby si intende la nota persona Certo. Ruby. Bene, quando e dove l'ha conosciuta? Perché l'ha conosciuta? Il quando non me lo ricordo perché è passato parecchio tempo, l'ho conosciuta in un bar e perché? Ma credo che lei cercasse lavoro, perché quando l'ho conosciuta poi alla sera me la sono ritrovata al ristorante e voleva fare la cameriera da noi. Che ristorante? Ecco, esatto. Lei quindi ha un ristorante? Ho un bellissimo ristorante messicano dove si mangia benissimo. Va bene, però la pubblicità non è ammessa. Si chiama Maschenada in Viale Piceno al 3. Allora, lei è titolare del ristorante Maschenada in Viale Piceno 3. Allora, lei conosce questa ragazza, signor Samarati, non siamo a teatro però, cioè No, siamo in un ragione. processo penale, ecco. Allora, conosce questa ragazza, il periodo non riesce a individuarlo. Non me lo ricordo. Glielo ricordo io, è il verbale del 19 gennaio 2011. Lei ha detto alla domanda "ha conosciuto Ruby?" Assolutamente sì, ho conosciuto Elma Rug Karima in modo del tutto occasionale nell'ottobre-novembre 2009. Ok. Se lo, Senza ok, ci rifletta. se è lo, così. il periodo, le ripeto, non mi ricordo, mi sembra, sicuramente era inverno e mi ricordo che l'ho conosciuta. E sicuramente mi ricordo che l'ho conosciuta in questo bar perché stavo facendo colazione e lei era al tavolo e poi si è avvicinata dicendomi perché facevo colazione. Quindi è Ruby che prende l'iniziativa di Sì. venirle incontro, diciamo, Sì. e attivare un discorso con lei. Sì. Sì. E si è sviluppato un rapporto fra lei e Ruby nel senso più lato del termine di amicizia, ce lo dica lei che tipo di rapporto. Allora il rapporto era che lei, quando gli ho spiegato perché facevo colazione, che quindi mi ero alzato alle 3 del pomeriggio, e lei mi fa perché così tardi? Gli ho detto perché ho un locale e il locale chiudendo tardi la notte mi alzo tardi la mattina, e lei dice che locale è, quindi quando gli ho spiegato il locale mi fa ma magari vengo a trovarti. Io gli ho detto vieni quando vuoi, poi è venuta e insistentemente cercava un lavoro, mi ha chiesto se poteva lavorare e io sinceramente, vedendo le cameriere che ho io, vedendo lei, gli ho detto tu puoi fare tutto tranne che la cameriera, perché era bella rispetto alle mie cameriere, e lei diceva no ma io ci voglio provare, e io gli ho detto no, cioè che non era il suo lavoro, finché lei un giorno per provare che forse poteva fare quello che diceva, c'era un addio al celibato dei ragazzi e lei dice la torta la porto io, e indubbiamente i ragazzi hanno avuto una reazione positiva, ma non poteva fare quel lavoro, infatti poteva ballare sui cubi, fare la modella, fare l'animazione, ma non quel lavoro. Quel lavoro non lo poteva fare perché non era capace, voglio dire. No, che non era... perché era troppo bella. Ma no, ma perché era troppo bella, secondo me era sprecata per il lavoro. Ecco, avevo capito bene, quindi, cioè lei la reputava sprecata per assolutamente. D'accordo. Le disse Ruby prima di incontrarla che lavoro faceva, come si manteneva, cosa faceva a Milano? Allora, lei a Milano ha detto che lavorava e faceva delle serate, era in cerca di lavoro perché voleva cambiare il suo lavoro, perché lei faceva animazione, mi diceva che faceva la ballerina, animazione nei locali e dice che era stufa di fare questo lavoro e voleva cambiare. Bene, le disse in quali locali e come era entrata nel giro dei locali, c'era qualcuno che ne aveva mediato l'accesso? Al momento no, conoscendola mi disse che comunque lavorava per l'Elemora e poi lavorava per delle agenzie che in Milano che non sono stato poi, non ricordo se ho chiesto altri nomi, mi ricordo l'Elemora perché è un nome che un nome noto. Il Ruby ha mai frequentato la sua abitazione? Sì, certo. No, certo, ce lo deve dire lei. Sì, quando certo. E perché? Sì, certo, ok, ha frequentato la mia abitazione per circa 6 mesi. 6 mesi, cioè dormiva da lei? A volte sì. Lei ha avuto una relazione con Ruby? No. Cioè ha avuto rapporti sessuali in buona sostanza? No.
E voglio dire, a che titolo frequentava la sua abitazione rimanendovi a dormire? C'è una ragione? Innanzitutto rimaneva lì a giorni, cioè c'erano delle settimane che magari si fermava 1, 2, 3 giorni e stava spesso, rimaneva lì io vivo anche con un'altra persona, con un inquilino, e stava con noi e stava lì e guardava la televisione, stava in casa e non si muoveva. Poi riceveva delle telefonate, prendeva e diceva va bene, vado a lavorare. Gli ho detto io pensavo facesse animazione, andavo a lavorare, e poi tornava magari dopo 1 o 2 giorni alle 5 del mattino, alle 6 della mattina, era ingestibile, entrava, usciva. Però lei la faceva entrare e uscire. Beh, noi viviamo, sì. Lei viveva con chi innanzitutto? Io vivo con un altro ragazzo. Con un suo amico? Sì, certo. Perfetto. Allora, viene questa Ruby. Lei ha mai controllato che tipo di persona fosse? Ha cercato di verificare chi si era messo in casa? Assolutamente sì, disse una notte, dopo che frequentava spesso casa mia e dormiva con noi e stavamo tutti insieme, dicevo, ma mi sono detto, comunque c'è una persona che non conosco in casa, anche se le cose che lei inventava, perché poi si sono rivelate invenzioni, sembravano vere. Lei mi dedicava canzoni dei suoi genitori d'amore dicendo che i suoi genitori erano dei cantanti marocchini, erano tutti e due, sua madre aveva lasciato il padre, insomma avevano fatto un po', erano separati e quindi stava in casa con noi e poi io ho chiesto se aveva svolto delle verifiche. Lei aggiunga stava in può casa, essere utile alle difese, però in casa, la domanda era se aveva svolto delle verifiche. Stava in casa con noi, poi una sera mentre dormiva io mi sono alzato e ho guardato il telefono e ho guardato se nel portafoglio avesse dei documenti. Aveva dei documenti? No. Il telefono lo ha acceso lei? Il telefono era acceso. Perfetto. E c'erano delle chiamate, dei messaggi di ragazzi, ma a me poco importava di lei. Ma lei ha avuto modo di scorgere nel contenuto, di leggere nel contenuto? Il tenore di questi colloqui qual era? No, non ho guardato tutti i colloqui, ho guardato se c'erano degli uomini che gli dicevano dei ragazzi che dicevano ok, stasera c'era qualcuno che diceva stasera c'è da lavorare, si lavora, allora ci vediamo, oppure erano chiamate, quindi appariva la chiamata non persa, ma chiamava col nome, sì. No, sì, il nome, ma all'interno c'era solo la chiamata e basta, non c'era. Erano messaggini e telefonate in prevalenza di uomini? Sì. Sì. Lei ricorda messaggini, il tenore di qualche messaggio, che cosa le ha fatto dedurre o pensare? No, io ho pensato che che conoscesse sicuramente tanta gente, alcuni erano sicuramente di lavoro, perché comunque che lavoro? Di lavoro poteva essere o di ballerina, ci vediamo da questa parte, ci vediamo in questo locale. Non so, sicuramente era cose di ballerina, perché io comunque pensavo facesse animazione o al limite i tavoli. Prostituzione? Prostituzione non so che dire, tranne che una volta quando trovai nel portafoglio che aveva dei soldi, dissi ma da quando una ballerina guadagna 500-600? E quanto ci aveva nel portafoglio? Adesso mi sembra 600 euro. Ma anche questi messaggini le hanno fatto pensare potesse essere una prostituta, Ruby? Il tenore dei messaggini, ce n'era? Chiedo scusa, signor Presidente, la riformulo prima ancora che il Presidente mi sgridi. Il tenore dei messaggini, che cosa la induceva a pensare? Mi autocorreggo. Allora, il tenore dei messaggini mi diceva che lei lavorasse in discoteca o lavorava. Non c'era, no, il tenore dei messaggini non poteva dimostrare che andava a pagamento con qualcuno. Però quando lei tornava e diceva ho fatto animazione e nel portafoglio hai 500-600 euro o ne hai anche di più, io dico non si è mai sentito una ballerina che ha preso 600 euro in una sera. Allora lei gliel'ha chiesto? No, mai. Perché prima stava dicendo io ho chiesto questi 600 euro. No, io non ho mai chiesto perché a me non interessava lei e non interessava cosa facesse. Sì. Senta, le domando se lei dispone di elementi concreti sulla la condotta sessuale di Ruby. Cioè se ci sono dei fatti avvenuti in casa sua connotati dalla valenza sessuale. Ma con chi? Con Ruby. Ruby ha mai compiuto atti sessuali a casa sua? A casa mia? Sì. No. Con lei no? Con qualcun altro? Penso col mio coinquilino. Allora lo spieghi come sono andati i fatti e perché lo pensa? Perché
Perché praticamente una sera, quando ci sono stati lei è tornata una notte, io stavo con un'altra persona e in quel momento lei si è arrabbiata, è andata su. Lei era con una donna? Sì. In camera sua? Sì, io stavo dormendo con questa ragazza, lei è entrata perché logicamente vivendo con più persone qualcuno ha aperto, me la sono vista nel letto così e si è arrabbiata. Ruby si è vista all'improvviso nel letto di notte, mentre lei dormiva con la ragazza. Te lo giuro, nel letto, stavo dormendo, questa è arrivata così e mi ha detto, lì è esplosa, è andato su tutte le furie, allora lì ho cercato di salvare la situazione, poi io ho preso questa ragazza con cui stavo, sono uscito e lei è rimasta a casa con il mio coinquilino e poi quando è uscita gli ha detto diglielo che comunque siamo stati insieme. Diglielo a Massimo che comunque siamo stati insieme. Siamo stati insieme sessualmente? Sì, credo. Sì. Quindi sostanzialmente Ruby, per farle un dispetto, ebbe un rapporto sessuale col suo coinquilino. Sì, è corretto? Sì, corretto. Tant'è vero che poi alla mattina se n'è andata con nuda, con un accappatoio soltanto, ha preso il taxi e se n'è andata. Nuda con un accappatoio. Le mie scarpe. E le sue scarpe. Ruby le disse anche quanti anni aveva? No, assolutamente, mi ha detto che aveva 24. Aveva 24 anni, sì. Ruby aveva o non aveva disponibilità di denaro? Lei ha già detto ai 600 euro. In una occasione lei ha visto questi soldi nella borsa di Ruby? Sì. Ma lei perché ispezionava continuamente la borsa di Ruby? Mi scusi. Perché tu comunque, non continuamente, magari è capitato. No, per carità, voglio capire. Perché magari è capitato in 2 occasioni, perché se io non sapevo chi era e comunque sia frequentando casa mia, c'erano delle cose che non mi tornavano, tipo io dico, ma questa qui può essere figlia di 2 cantanti e viene a dormire qui, poi va via. Viene, va, i comportamenti non erano poco chiari, però nei miei confronti si era sempre comportata bene, quindi ho controllato per vedere chi sei. Perfetto, aveva 600 euro, ha detto, in contanti, giusto? Sì, aveva 600. In un'occasione, ha visto in altre occasioni denari disponibili? Sì, anche in altre occasioni aveva sempre più soldi, cioè nel senso aveva sempre questi soldi, poi quando uscivamo a mangiare mi pagava la cena e dico, cioè pagava Ruby? Assolutamente. Ovviamente non nel suo ristorante, se no avrebbe pagato lei, in altri ristoranti. Quando è venuta a mangiare da me ho fatto pagare lei e la sua amica. Vabbè, come cliente, però, d'accordo. Gli ho fatto lo sconto. Sì. Quando cenava con lei pagava Ruby? Sì, siamo andati poche volte a mangiare fuori perché io purtroppo lavoro spesso, però ho pagato lei. Benissimo, eccetto la volta in cui lei ha visto 600 euro in contanti, ha visto che altre volte Ruby aveva dei soldi. Che somme erano? Erano sempre pezzi da 500, però erano pezzi, però non me lo ricordo bene, questo non me lo ricordo. Senta, ma voglio dire, nell'ordine di qualche migliaia di euro anche? 2, 3 mila, 1000, 1500, 5.000? Ma poteva essere, sì. Cioè si vede una bella mazzetta di soldi, voglio dire, no, Samarati, lei ne vede tante come gestore di un ristorante, no, di contanti. Mazzette da 500 ne vedo poco. No, vabbè, però le sa riconoscere però, no? Ed erano tanti questi soldi? Sì, io credo sempre, al massimo potevano essere 1000 euro quando ne ho viste ancora. Al massimo. Quindi possiamo dire che c'è stato un crescendo di potenzialità e di disponibilità economiche di Ruby durante la sua frequentazione? L'ha vista migliorare la sua situazione economica? Dal momento in cui è arrivata. Posso dire una cosa, che ho visto migliorare la situazione economica perché l'ho vista migliorare nei vestiti. Più che nei soldi ho visto migliorare il suo modo di... E questi vestiti cos'erano? Vestiti di marca, delle firme, delle griffe? Beh, sicuramente quando io l'ho conosciuta o quando la conobbi non era così, era vestita appariscente ma non come col protrarsi del tempo. Insomma. E che cosa ha visto col protrarsi del tempo? Beh, sicuramente le scarpe erano di marca, mentre prima non le aveva, la borsa sicuramente... Ecco, infatti le stavo per chiedere, ha visto anche borse di marca? Certo, c'erano delle Louis Vuitton che per carità potevano essere anche ai miei occhi delle borse false. Io non me ne intendo, perché ce n'è in giro tante, però aveva, cioè era cambiato, non era più come... Le ha detto la signorina Ruby se frequentava l'onorevole Silvio Berlusconi e segnatamente l'onorevole Silvio Berlusconi presso la sua casa in Arcora? Sì, mi disse che andava a fare la danza del ventre a casa di Silvio Berlusconi, ad Arcore. Le disse se c'erano stati o non vi erano stati rapporti sessuali con Silvio Berlusconi? No, non me lo ricordo. Ecco, io francamente le dovrei fare una contestazione di garanzia perché mi sembra corretto.
alla domanda Ruby le ha mai detto che frequentava Arcore, l'abitazione del Presidente del Consiglio, siamo a pagina 4 del verbale, lei dice: mi disse che frequentava la casa del Presidente del Consiglio dove andava a fare la danza del ventre, mi disse anche che il Presidente non aveva mai fatto sesso con lei. Sinceramente io non le ho creduto, perché siccome io sono uno che ha fatto in un periodo la vita di notte e so come funziona, mi sembrava assurdo che una ragazza andasse a casa del Premier, facesse la danza del ventre e poi finisse senza sesso. E quindi su questo punto io non ho mai creduto a Ruby, non avevo difficoltà però a credere quando mi raccontava che andava a casa del Presidente del Consiglio. Avendo fatto, come ho già detto, per un periodo la vita notturna, so perfettamente che professionisti di ogni genere e politici chiedono ragazze che si portano a casa per divertimento, quindi il fatto che la Ruby fosse stata invitata ad Arcore mi sembrava del tutto plausibile. Mi sembrava del tutto plausibile proprio per la mia esperienza di vita notturna e mi sembrava poco credibile che, essendo andata a casa del Presidente del Consiglio, non avesse fatto sesso con lo stesso, anche se, lo ripeto, la Ruby aveva detto più volte di non avere fatto sesso col Cavaliere. Questo non me lo ricordo, quanto tempo è passato che ho dichiarato questo? Gliel'ho detto prima, signor Samarati. Non l'ho sentito. Siamo al 19 gennaio 2011. Ok, poi io posso dire che dalla mia esperienza le persone, persone di un... ci dica se ricorda di aver rilasciato queste dichiarazioni. Non ricordo di aver lasciato tutta questa dichiarazione non ricordo che questa dichiarazione specificatamente dichiari quello che ha detto il pubblico ministero. Cioè, io so che lei mi diceva che andava a casa di Silvio Berlusconi a fare la danza del ventre. Poi ricorda che è escluso di aver avuto rapporti sessuali con l'ex Presidente del Consiglio? Questo le giuro, non mi ricordo neanche di avergli chiesto se faceva sesso con Silvio Berlusconi. No. Senta, signor Samarati, al di là del fare sesso o meno con Silvio Berlusconi, su cui lei oggi ha dato una precisazione a fronte della contestazione, cioè del ricordo che le ho mosso, le disse qual era il contesto di queste serate dove Ruby avrebbe partecipato a casa del Presidente del Consiglio, cioè cosa accadeva in questa casa durante questi eventi? No, non gli chiesi, non gli ho mai chiesto cosa succedeva. Lei mi diceva che andava a fare la danza del ventre e diceva che faceva quello. Però, signor Samarati, a casa sua viene una ragazzina, anche se ci avesse avuto 22 anni è una ragazzina, no, va bene? Di più di 24 sembra. Sì, ho capito, però lei quanti anni ha? Una giovane donna, una ragazzina. 17 per esempio, 17. Ho capito, le racconta che la vede piena di soldi, l'ha detto lei, dice, la vede con borse di Louis Vuitton, non manifestamente false immagino, altrimenti se ne sarebbe accorto, no? La vede vestita elegantemente, le dice che frequenta la casa di Berlusconi, lei le crede e spiega ai pubblici ministeri che la interrogano, c'era anche la dottoressa, anzi c'era soprattutto solo la dottoressa Boccassini, le dice che le sembra assolutamente plausibile che lei, che una bella figliola come Ruby, frequenti la casa del Presidente del Consiglio, e non le sembra plausibile per le sue conoscenze del mondo notturno che ciò venga senza, diciamo, un atto sessuale, perché è normale nel suo mondo che ciò avvenga. Dopodiché le racconta che fa la danza di ventre e lei non gli chiede, anche per curiosità, come sono queste serate, chi c'è, chi non c'è, cosa avviene, cosa fai, ti hanno chiesto qualcosa, ti hanno pagato, hai avuto nulla, lei tace. Allora, innanzitutto il cambio di Ruby si svolge mentre si allontana da noi, non si è svolto esatto, non è che io conosco Ruby oggi e Ruby oggi mi racconta quello che succede. Lei passa del tempo prima che ci sia questa trasformazione di Ruby, è primo, e poi anche se io gli avessi chiesto che cosa succede a casa e cosa non succede, non me l'avrebbe neanche detto, penso. Quindi lei non gliel'ha chiesto? Io gli ho chiesto che cosa faceva, lei mi ha detto faccia la danza del ventre. La danza del ventre, non le ha dato altre precisazioni? No. Okay. Mi sembra una persona particolarmente restia alle propalazioni, perché Ruby era stata lei a iniziare questo discorso. Comunque, senta, lei ha mai visto Ruby presso il suo ristorante o comunque in giro per Milano, nei posti che lei frequenta, con uomini, magari non giovanissimi, e a bordo con macchine di lusso? Sì, è venuta anche al nostro ristorante. Al mio ristorante è venuta con un signore di una certa età, altre 2 ragazze
Sì. mi sembra di ricordare, e questa è stata una delle ultime volte in cui io la vidi poi, perché avevamo già perso i rapporti, con una macchina o un Aston Martin io non sono bravissimo nel ricordare le macchine perché non ce l'ho, e quindi era o un Aston Martin o una Bentley Cabrio color champagne o color oro. Questo me lo ricordo perché era parcheggiata fuori dal locale, nel mio locale macchine così non se ne vede. Lei aveva dichiarato nel verbale, che ho usato per le contestazioni, una Rolls Royce Cabriolet. Guardi, le posso dire Vabbè, che comunque siamo lì, dai. comunque era un macchinone. Va bene. Con chi era la Ruby? A parte questo signore, diciamo, non più giovanissimo, 2, 3, 4. ma ancora Allora, giovane, con chi era? Era, se non ricordo male, era solo con altre 2 o 3 amiche e Sì? questa persona di una certa età che avrà avuto una... E lei, Ruby, le presentò queste ragazze, le disse chi erano? No, ma mi fa, siamo venuti a mangiare e... Questa è la mia amica Maria, la mia amica... No, proprio non ha presentato nessuno, è venuta, si è girato il ristorante quando sono entrati, loro si sono sedute, hanno mangiato con questo signore, non ha detto ti presento, niente, lei era, una volta sola è venuta a mangiare con un'altra amica da noi, a stento l'ha presentata. E chi era? Era... il nome non me lo ricordo, era una straniera sicuro, Lei ha dichiarato... mi sembra, o una meridionale, non mi ricordo. No, una straniera meridionale, scusi. Aspetti, era un po' scura, quindi non... Allora, si peggiora sempre. Nel verbale del 19 gennaio 2011 lei ha dichiarato, se non ricordo male, la Ruby è venuta a cenare nel mio locale 3 volte, una volta in compagnia di una sua coinquilina di origine italiana, un'altra volta con un'altra sua coinquilina di origine brasiliana e in una terza occasione con 2 ragazze molto belle insieme ad un uomo di 60-65 anni, e la cosa che mi stupì è che vennero a bordo di una Rolls Royce Cabriolet colore palla. Potrei rettificare che forse era una Bentley, però così è andato, Vabbè, preciso. È così, Sì. Quindi c'è una volta con la coinquilina italiana, una volta con la coinquilina brasiliana, giusto? Cioè, Sì. per dire coinquilina vuol dire che Ruby gli ha spiegato che... Sì, ha detto questa vive con me. Oh, bene. Senta, lei ha raccolto, oltre quelli che ha già detto, elementi per affermare che Ruby si prostituisse? Io non ho mai detto che... No, oltre Ruby... le cose che ha detto. Io Poi non ho verranno detto. interpretate in un modo o nell'altro. Io non ho da ritenere, Esatto. no, tranne questi elementi... No, anche no. Ma per esempio, guardando dentro la sua borsa, Sì. diciamo, a parte i soldi e il telefonino, lei ha visto altre cose che possono astrattamente essere connesse all'attività sessuale di una persona, tipo i profilattici? No, No. assolutamente no. Tranne soldi e serate. E serate. Il suo amico che ebbe un rapporto intimo con Ruby, lo fece Ruby solo per rabbia oppure pagò? No, lo fece per rabbia, anche perché un bel ragazzo non pagò, non sono sicuro. Va bene. Anche perché non li tira fuori i soldi. Perfetto. Grazie, non ho altre domande. Se non è vero. Domande? No, ha già chiesto tutto il pubblico ministero. Quindi. Possiamo iniziare il testo? Grazie, può andare.